Presto per dire se a Racalmuto si respiri aria nuova, se sia tornato il paese della ragione, se le parole del ministro degli interni, Anna Maria Cancellieri, abbiano davvero fatto breccia sui racalmutesi che ieri si sono tenuti a debita distanza dai palazzi istituzionali per la visita dell'esponente di governo che ha insediato la commissione ministeriale dopo lo scioglimento per mafia del comune. Oggi Racalmuto è agli onori della cronaca nazionale per un fatto positivo. È tutto per merito di quelli che in paese storicamente sono gli Sciascia Boys, un gruppo di persone impegnate che da 30 anni animano la vita culturale dell'informazione di Racalmuto con il periodico Malgrado Tutto. Sono stati loro a chiedere un gesto forte dello Stato a Racalmuto, la presenza del capo del Viminale, Anna Maria Cancellieri. Un paese nobile, l'ha definito il ministro, che può rinascere all'insegna della legalità. E dopo aver reso omaggio alla statua di Leonardo Sciascia, la Cancellieri nella serata di ieri ha fatto anche una breve tappa a Porta Empedocle per ammirare la statua del commissario Montalbano in via Roma, nato dalla penna di Andrea Camilleri, che aveva indirizzato al ministro una breve lettera di ringraziamento. E all'indomani non mancano le reazioni ai commenti. Michele Cimino di Grande Sud esprime ringraziamento al ministro per aver reso onore al paese che ha dato i natali a Leonardo Sciascia, scrittore e precursore dell'antimafia. Un segnale forte e positivo, sottolinea oggi il segretario provinciale del sindacato polizia della CGIL di Agrigento, Vito Alagna, il quale ha fatto avere una lunga lettera nella quale sottolinea le difficoltà degli operatori delle forze dell'ordine in una terra difficile, anche e soprattutto, aggiunge, per i tagli lineari operati dal precedente governo sul fronte della pubblica sicurezza e più segnatamente alle risorse destinate alle forze di polizia. La provincia di Agrigento ha più che mai bisogno di investimenti e non di tagli, ha concluso Alagna. Anche la segreteria cittadina del PD di Racalmuto esprime ringraziamento ed apprezzamento per la visita del ministro. Lo scioglimento e il periodo di commissariamento, si conclude la nota, siano un'opportunità per sperimentare un nuovo modello di amministrazione.